Il sole ci assiste, andiamo a farci un giretto sul Po. Siamo arrivati a Gaiba, paese comune della provincia di Rovigo adiacente al fiume Po. Siamo dietro a Villa Stampanoni, una villa del XVI secolo con annessa la cappella dedicata a Sant'Anna. Adesso qui a pochi passi ci avviciniamo al MUSEF, al Museo della Scienza, dell'Astronomia e dell'Astrofilia. Poi ci incamminiamo verso il Po per una passeggiatina lungo le rive del Po. Si parte! Siamo davanti al MUSEF, al Museo della Scienza, dell'Astronomia. È un museo che adesso il primo cittadino, il sindaco Roberto Breviglieri, ci illustrerà un po' questa chicca del nostro territorio polesano. Sono il sindaco di Gaiba, questo museo è sorto alcuni anni fa quando abbiamo istituito la nuova biblioteca. Ci è stata offerta l'opportunità di avere il materiale a disposizione originario, un materiale unico che adesso brevemente vi posso illustrare. È stato dato in comodato d'uso gratuito da un collezionista originario di Ferrara, Giovanni Mongini, esperto e anche un raccoglitore fin da giovane di pezzi rari, unici che riguardano la scienza, la fantascienza, l'astronomia e l'astronautica. Ci sono libri antichi del 500-600, pensiamo che qui esposti nella biblioteca, che poi diventerebbe anche un museo completamente, c'è una decima parte di tutto il materiale. Ci sono pezzi e fumetti unici, forse addirittura alcuni rari. Abbiamo una sottotuta originale di un astronauta spaziale russo del 1987, come abbiamo la tuta originale di Sean Connery che ha vestito in atmosfera zero. Stiamo percorrendo l'argine del Po e in lontananza vediamo un piccolo oratorio, facciamo una deviazione, è un oratorio dedicato a San Carlo Borromeo di Bonello. Ci troviamo proprio in una località del Po chiamata proprio Bonello. Siamo arrivati ad Occhiobello, siamo in località Malcantone, ahimè zona purtroppo famosa per la famosa e tragica rotta del Po del 14 novembre del 1951.